posizioni abbastanza inconciliabili, però siamo rimasti nell'astratto, siamo rimasti nella cornice. Adesso ci piacerebbe capire, per chi in questo momento è nella giungla burocratico-legislativa di un divorzio, se questo provvedimento riesce o no a cambiare qualcosa. E quindi, se tutto va bene, tra poco ci colleghiamo con Antonio Saggese, che è consigliere regionale per la lista Maroni in Regione Lombardia, ma soprattutto fa parte dell'associazione Padri Separati, e un'associazione che ogni giorno è a contatto con questa realtà che sta diventando sempre più importante per via di quello sgretolamento dei legami che è un dato di fatto di questa nostra epoca di passaggio. E appunto con Antonio Saggese ricorderemo anche tra poco come la gran parte dei nuovi senza tetto, quelli diciamo italiani che ogni tanto vediamo in televisione, in questo o quel programma, molto molto spesso sono stati ridotti a vivere in mezzo a una strada proprio da una sentenza di un giudice di un divorzio, con tutta la questione degli alimenti eccetera. Insomma, c'è una questione molto importante che sottende all'argomento del divorzio breve. Adesso io guardo il regista, vediamo se mi fa il cenno d'intesa e mi strizza 3 volte l'occhio, che vuol dire sì, ce l'abbiamo in onda, ed è in onda con noi Antonio Saggese. Buonasera Antonio. Buonasera Marco, buonasera. Allora, partiamo dalla legge che domani dovrebbe diventare effettiva, questo divorzio breve. Un tuo giudizio sommario su questa legge che domani dovrebbe riuscire a passare alla Camera? Ma guarda, io penso che questo progetto sia tutt'altro che il risultato di un successo di civiltà, perché se si doveva intervenire sulla civiltà si sarebbe dovuto intervenire anche sugli elementi che condizionano le condizioni della separazione, del divorzio, e quindi sull'affidamento dei figli, sul mantenimento dei figli, sul regolamento della casa, perché sono quelle le condizioni che devono essere effettivamente modificate per evitare che le coppie cadano in un conflitto dinanzi al quale poi chi toglie le spese, chi praticamente paga le spese sono fondamentalmente i figli. E poi sono preoccupato perché qui dobbiamo lavorare per tenere insieme le famiglie, invece questo progetto le disfa molto velocemente. E poi un'altra osservazione, un'altra preoccupazione è sicuramente collegata anche a quel fenomeno che possiamo definire la simulazione dei matrimoni, cioè nel senso che vieni qui in Italia, ti sposi proprio per poter avere in fretta, diciamo, la cittadinanza, e dopo 6 mesi praticamente torni ad essere nuovamente libero e hai ottenuto quello che praticamente volevi, ecco. Sì, c'è anche questa fattispecie che hai fatto bene a ricordare tu, che insomma di queste cose ti occupi tutti i giorni. Se una legge sul divorzio ci deve essere, secondo te che cosa dovrebbe fare? Quali sono le 3 priorità, le 3 cose che in questo momento, dicevo prima mentre aspettavamo di collegarci con te, mettono davvero tante persone sul lastrico solo perché hanno Guarda, allora, se divorziato? oggi c'è una separazione, è molto facile che uno dei due, se non tutte e due, avviano una nuova relazione, e quindi avviando una nuova relazione entrambi dipenderanno dalle risorse economiche del nuovo soggetto, e quindi sicuramente interverrei sull'assegno di mantenimento. Tra l'altro già una sentenza che è stata pubblicata la scorsa settimana ha messo in luce proprio questo, che là dove c'è una convivenza anche moro-uxorio caratterizzata dagli elementi della stabilità, viene meno l'assegno di mantenimento a favore del coniuge. Ma là dove ci sono soltanto gli adulti, secondo me il problema è più contenuto, è limitato per l'appunto a questo discorso dell'assegno di mantenimento al cosiddetto coniuge più debole, che poi di fatto, se va a vivere con un'altra persona, debole non è più, e poi al discorso comunque della casa, che deve essere comunque regolata. Il problema maggiore, io questo lo dico anche da un'esperienza, voglio dire, diretta e indiretta, sulle separazioni, è quella legata all'affidamento dei figli. È vero che è passato l'affidamento condiviso nel 2006, però è un affidamento condiviso che viene paventato ancora nelle sentenze dei tribunali, nelle consensuali che vengono, secondo me, strappate quando i coniugi si presentano davanti agli avvocati. È un affidamento condiviso che non produce degli effetti concreti, ma soltanto, diciamo, formali, per cui bisognerebbe lavorare in questi termini per poter garantire una piena pariteticità dei tempi di cura, cioè sia la mamma che il papà si devono occupare tutte e due nello stesso modo del bambino.
in maniera tale che il figlio possa comunque raccogliere tutta una serie di elementi positivi indispensabili per la sua crescita psicofisica da attuare nelle condizioni migliori. Il mantenimento diretto, nel senso che se tutti e due i genitori si occupano dei figli, non si capisce il perché si dovrebbero trasferire delle risorse economiche da un genitore all'altro, e quindi voglio dire, quando il figlio resta con un genitore sarà quel genitore ad occuparsi economicamente del figlio, quando poi resta con l'altro genitore sarà l'altro genitore ad occuparsi, voglio dire, del figlio. E poi sicuramente il regolamento della casa, in una situazione dove oggi si fa fatica, voglio dire, a vivere, insomma, togliere a un soggetto che poi generalmente, insomma, è un po' il papà che vive questa situazione, togliere la casa e poi appesantirlo con delle quote di mantenimento che poi tra l'altro sono fuori controllo, perché non abbiamo neanche degli importi ai quali attenerci. Questi sono un po' gli importi che sono un po' una sorta di numeri all'otto che vengono molte volte, diciamo, individuati. Ecco, appesantire tutta questa serie di con questa serie di condizioni le spalle di uno dei due genitori vuol dire determinare delle condizioni di profonda povertà, come poi generalmente accade. Ecco, quindi diciamo così, per fare una sintesi di questo disegno di legge che domani diventerà legge, probabilmente una chiave di lettura potrebbe essere questa: dall'illusione che il divorzio sia più facile, ma in realtà tutte quelle che sono le problematiche vere del divorzio, i nodi veri, gli alimenti, il diritto alla casa, l'affidamento del figlio non sono stati toccati. No, non cambia. Io sento tra l'altro anche la relatrice, che è l'onorevole Morani, che parla praticamente di un progetto di civiltà, cioè la civiltà si raggiunge solo quando le persone si mettono nella condizione di evitare di litigare, ma nel momento in cui si presentano delle condizioni dinanzi alle quali uno dei due soggetti sa di poterle pretendere, molte volte in maniera ingiustificata, va da sé che questa persona inevitabilmente le vorrà ottenere mandando l'altro soggetto in una situazione di difficoltà, e tutto questo non è certamente il segno di un progetto di civiltà. Ecco, da questo punto di vista, visto anche la provocazione che ha fatto Giovanardi, che ha detto aboliamo a questo punto il matrimonio, ci dà lo spunto per fare una riflessione in più. E secondo me la riflessione può essere questa: lo Stato è ormai certificato che non riesce con il suo intervento, con la sua presenza, a evitare i divorzi che sono in costante crescita per tante ragioni, non è certo colpa dei governi. Non sarebbe a questo punto interessante trasformare quello che è a tutti gli effetti un'istituzione in un vero e proprio contratto bilaterale, come si può già fare, immagino, tra pari che decidono di convivere a determinate condizioni che decidono loro senza l'intervento dello Stato, delle sue leggi, dei giudici e di tutto il resto? Ma secondo me andremo a snaturalizzare un rapporto che deve essere incentrato sulla solidarietà, e nella solidarietà della famiglia che l'uomo e la donna e i figli diventano più forti. Tanto è vero che là dove non c'è questa solidarietà, perché la famiglia si disgrega, ecco che quello è il momento in cui i soggetti diventano più fragili e più poveri. E allora, se la politica, se le istituzioni devono dare comunque un indirizzo, certo, nel rispetto comunque della libertà di ogni individuo, devono comunque sottoporre un modello tutti possono vivere in maniera più serena. E allora se la separazione vuol dire povertà e fragilità, soprattutto con le condizioni che oggi sono scritte nelle leggi del nostro paese, a meno che per l'appunto non cambino, allora per poter aiutare chi eventualmente sta pensando di avviare una separazione, devo dirgli che forse è meglio che rimanga, voglio dire, insieme a sua moglie, a suo marito, ai suoi figli, proprio perché solo in quella situazione può conservare una situazione di maggiore stabilità. Ecco, sì, però insomma questo chiaramente va non a creare una stabilità così armonica, ma diventa una stabilità forzata. Per carità, l'Europa è andata avanti per anni con stabilità forzate e non è che ci sono stati cataclismi, anzi da un certo punto di vista la società era più coesa, l'individuo aveva molto meno spazio. Oggi forse ne ha troppo, ma queste sono riflessioni
riflessioni che da un certo punto di vista aprirebbero il campo a tutto il palinsesto almeno di questa giornata, e non abbiamo così tanto tempo. Abbiamo però il tempo per fare una cosa molto più pragmatica con Antonio Saggese dell'Associazione Padri Separati, ossia fargli dire come può chi ci sta ascoltando e o sta vivendo in prima persona un problema di questo tipo, oppure vuole dare il suo contributo anche se non vive un problema di questo tipo, come può aiutare l'Associazione Padri Separati, Antonio? Ma allora l'associazione fa sicuramente molto sotto il profilo dell'automutuo aiuto. Il problema di un soggetto che vive per la prima volta nella sua vita può diventare il problema di tutti, e dinanzi alla condivisione del problema possono emergere le soluzioni da parte di chi ha già vissuto prima del soggetto la stessa identica esperienza, per cui è una mano questa molto importante che può dare un'associazione di genitori separati a chi si sta trovando per la prima volta dinanzi a questo percorso, perché la separazione, un po' così come per il matrimonio, ma forse il matrimonio quando ci arriviamo si è in qualche modo preparati, perché si recupera il modello dai propri genitori, dalla propria famiglia d'origine, ma se la propria famiglia d'origine non ha avuto una separazione, come generalmente accade perché è un fenomeno delle nuove generazioni, chi si trova a gestire una separazione non sa da che parte muoversi, e le associazioni da questo punto di vista possono dare sicuramente una grande mano. Ecco, andate sul sito www.papaseparati-lombardia.org, dove trovate tutto, tutte le iniziative che vengono svolte, che vanno dal convegno alla donazione di cibo a chi non ne ha, perché stiamo parlando davvero di situazioni al limite davvero della povertà dovute ai divorzi. Ci sono i contatti dove, cosa abbastanza rara per delle associazioni, trovate non la mail a cui non vi risponderanno mai, ma il numero di cellulare delle persone divise in Lombardia per praticamente ogni provincia, e trovate anche la notizia che a Monza il 4 maggio, quindi tra non molto, ci sarà l'assemblea ordinaria dei soci 2015. Di che cosa si parlerà, Antonio? Ma allora, l'incontro del 4 maggio è un incontro, di natura più istituzionale da parte dell'associazione, perché si parlerà del bilancio di gestione del 2014, per cui come sono stati spesi i fondi da dove sono per l'appunto entrati. È un bilancio comunque con poche risorse, perché stiamo parlando di qualcosa intorno ai 6.000-7.000 euro, ecco, per cui non ci sono dei grandi fondi. E quindi l'incontro del 4 maggio sarà incentrato soprattutto su questo argomento, mentre un momento di solidarietà tipica dell'associazione ce l'avremo invece lunedì prossimo, nell'incontro che invece avremo a Brugherio, visto che hai ben evidenziato il sito. Troverai per l'appunto, si potrà trovare l'incontro di Brugherio anche per l'appunto sul sito papaseparati-lombardia.org. Ecco, e lì insomma trovate tutto, ed è davvero una qualcosa di importante. Io ringrazio molto Antonio Saggese, con cui ci siamo confrontati su quella che sarà il divorzio, che si potrà dire ancora allora un divorzio all'italiana, anche se adesso non c'è più il delitto d'onore, ma rimaniamo a fare le cose un po' così, coi maccheroni. Sì, abbiamo un po' messo in luce alcuni aspetti che si sarebbe dovuto affrontare con questa riforma e che non è stato affrontato. Grazie mille ancora. Salutiamo Antonio Saggese. Ciao Marco. Ciao, grazie mille Antonio Saggese. Insomma, abbiamo cercato di fare una puntata così, dove si va a guardare dentro a questo matrimonio, una di quelle parole che ormai sono più o meno svuotate, no, dal senso che gli davamo, ancora più oggi che c'è questa sedicente velocità nel separarsi, ma è sempre una velocità che va a privilegiare chi può permettersela, ed è quello che è venuto fuori, direi, come ritratto sia dalle parole di Luigi Amicone, sia delle parole anche dell'esponente del Partito Radicale, che ovviamente ha difeso fortemente il provvedimento, ma ha fatto notare anche come oggi ci sia una forte disparità tra chi può permettersi di andare in Spagna, divorziare, farsi riconoscere il divorzio in Italia, e chi invece è costretto a passare oltre a molte lungaggini amministrative, burocratiche e legali. E poi quello che insomma ci ha detto adesso Antonio Saggese, direi che si commenta da solo, ed è veramente meritoria l'attività che fanno nell'associazione
fondazione Papà Separati Lombardia, davvero andatevela a vedere, e se potete fate qualcosa, perché è una davvero degli angoli meno raccontati di questa crisi, ma molto probabilmente uno dei nervi che la tiene insieme, perché è un dato di qualche tempo fa, purtroppo ancora molto valido: la gran parte degli italiani che sono caduti in miseria generalmente sono persone che sono uscite da un divorzio giudiziale in cui hanno avuto un problema con gli alimenti, con la sentenza e quant'altro. Quindi non si parla solo di futuro, purtroppo, ma si parla solo di presente sempre più in sgretolamento.